finale. Noi sì, siamo dei veterani, ormai penso siamo addirittura la squadra più anziana della 2 qui all'Atletico 2000, che abbiamo sempre onorato con la nostra presenza. Questa partita sinceramente l'abbiamo dominata in largo e in lungo, prendere un gol al secondo minuto di recupero su un lascia che l'arbitro non ha sentito, un po' bruciante, però l'importante è non aver perso, aver visto i ragazzi giocare. Il portiere titolare che stasera non c'era, è venuto il secondo portiere che diciamo, ha dimostrato anche lui di saper parare a un certo livello. Comunque noi usciamo un po' con un pareggio che ci sta un po' stretto e speriamo bene per la prossima. È l'aspettativa comunque. Diciamo, è ovvio, l'ambizione è quella di arrivare in Serie A, però diciamo, bisogna stare coi piedi per terra. Noi iniziamo con volersi salvare, quest'anno ci sono mancate molte pedine, i ragazzi che hanno militato qui all'Atletico sono stati poi presi in altre squadre, tipo in seconda categoria, in prima categoria. Io ne sono contento, però personalmente quest'anno purtroppo mi mancano molti giocatori all'appello. Noi partiamo dal basso, cerchiamo un punto, sì, secondo me 2 punti persi, però assunto, vediamo la positiva, un punto guadagnato e speriamo di salvarci e di onorare questa categoria perché secondo me è una bella categoria.